Autori del 21, fuoco ricordo, gruppo misto, a dominanza maschile in questo caso. Fuoco ricordo. Ok, grazie. Allora, due parole anche su questo ponte. Si tratta di una struttura, direi, importante, dall'apparenza molto robusta. Non vorrei sbagliarmi, ma probabilmente è molto simile a un ponte che c'è in Australia, sezioni a K, che è una scelta strutturale comunque per realizzare campi triangolati, quindi diciamo un po' particolare, però strutturalmente valida. Direi che in questo caso l'impalcato assolve al minimo regolamentare, no? Spaghetti distanti non più di 2 mm, però è messo lì e non ha tanta importanza dal punto di vista strutturale, anche se l'avesse, perché il corrente inferiore comunque è bello cicciotto. Direi che sono al limite del peso e quindi anche qui hanno dovuto risparmiare tutti i controventi di falla. Vedete, non ce n'è neanche uno. Ci sono i traversi, ma mancano tutte le aste diagonali, e il che farà pensare che probabilmente, come quell'altro ponte che abbiamo visto prima, cederà per instabilità dell'equilibrio in questo nodo qua, che è quello più caricato. Vediamo come si comporta. Allora, siamo a 0, cominciamo a caricarlo, siamo già a 13, 15, con meno di un quarto di giro di vite ha già preso 14 kg, che vuol dire che è molto rigido, no? Siamo a 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 34 e 7, 34 e 8, 34 e 8 è il picco massimo, sta scendendo, 34 e 8, il che vuol dire anche qui purtroppo non lo vedete, ma è un'instabilità dell'equilibrio globale del corrente compresso. Questa zona è andata in fuori, questa zona è andata in dentro. Strutturalmente nessuna asta ha ceduto, no? Sono ancora tutte lì, però l'instabilità dell'equilibrio ha fatto sì che questo forse lo vedete che è proprio venuto avanti notevolmente, no? L'anno prossimo metteremo una telecamera da sopra, tiriamolo avanti perché sarà interessante comunque vedere anche se è predestinato. Vediamo, ecco, vedete l'instabilità dell'equilibrio che domina, siamo a 15 kg, siamo molto bassi ormai. Ecco, adesso cedimento strutturale e buonanotte al secchio. Ok, complimenti.